quindi vi presentiamo in anteprima, per la prima volta in via Riccardo Di Giusto, Roberto Benigni! Facciamo una festa incredibile! Ma che bello vedete! Ma che festa, è l'ultima puntata questa? Sì, ma cosa stai? è l'ultima! Facciamo una festa incredibile! Chiamiamo Berlusconi! Lo bruciamo e facciamo la signora là in fondo, gli facciamo fare l'amore col Berlusconi, ci mangiamo sopra le bistecche, ci buttiamo la sofferenza che abbiamo per questo quartiere. Ma che simpatico! Buonasera. Roberto Benigni. Roberto, lei è venuto con l'Oscar anche qua. Ma sempre con l'Oscar! Ma lei... Oscar, non Ma scusi, Oscar, canzoni, allegria, fai il che vuoi. Lei parla sempre così, Roberto. Ogni mattina mi sveglio e ho sempre questo tono di voce d'allegria incredibile. Ma allora Roberto, tu non sei venuto qui però per fare dei pezzi comici. Ormai si sa, Roberto Benigni non fa più pezzi comici, nessuno ne frega nulla. La gente interessa la poesia. È vero Roberto? E cosa hai voluto portarci per questa serata? Commedia La Divina Commedia? di Udine. Allora, signore e signori, per la prima volta in Friuli, anzi in Friuli Venezia Giulia, la Divina Commedia recitata, poesia. Suggerisce poesia. Poesia, come fosse una poesia di Ungaretti. Recitata da Roberto Benigni. Stava chiedendo indicazioni al fonico perché voleva una base, giustamente. Eh sì, un'atmosfera poetica. Roberto Benigni chiede il silenzio. Prego, Roberto. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai su una linea d'autobus che la retta via era smarrita. Ah, quanto via Riccardo è cosa dura! È il giron dell'inferno che invoca la paura. Io non so ben dire come vi entrai, Furio Honsel in sogno la via m'indicai. Tante zona glabra che il rubicondo spirito non vi era mai. E allora la verace via abbandonai, ma poi vi tornai con la speranza di far vivere la bamba a tutta la cittadinanza. No Roberto, ma come? Applausi poi registrati per fortuna gli applausi. Allora, noi ringraziamo Roberto Benigni che è venuto qui pro bono, è venuto senza essere... Però noi, come ogni momento di cultura che viene offerto alla popolazione, ci deve essere per forza vicino un momento di un politico che fa il saluto, è sempre così. Speriamo solo sia un saluto, lui è già pronto qua con le mani giunte come se fosse un cappellano. Signore e signori, non accogliamo con un applauso, basta uno sguardo, un ammiccamento per Matteo Renzi. Buonasera! Sì, noi. Buonasera Cestrons, buonasera Vespa. Buonasera. Buonasera Vespa. Non siamo da Vespa. Mi faccia parlare per favore, il plastico lo facciamo entrare dopo. Sono venuto qua perché è inutile far finta di capire che l'Italia sta funzionando. Invece le cose bisogna farle dal piccolo, partire dal piccolo Vespa. E sono venuto con 3 punticini semplici da far capire a tutti qua, quelli di via Riccardo. Oh, 3 punti riguardanti questa giornata. Allora iniziamo dal primo punto, carissimo Renzi. Punto 1. Punto 1. Ma devo venire io... No, scusi, ma mi faccia parlare per favore. Come fai a iniziare un discorso con un ma? Ma è un interrogativo. È un ma interrogativo. Ma si studia in tutto il mondo il ma non interrogativo. Mi fate venire da Roma quando avete fior di politici. Vespa, avete fior di politici. Che cosa fanno questi politici al massimo a Udine? Cosa? Inaugurano lo stracchino. Al massimo. E mi tocca venire da Roma a fare i discorsi. Non si può andare avanti così, ragazzi. Non si può. Ed è lì che non cambiano le cose. E questo era il punto 1? Punto 2. Punto 2. Onsel, Fudio, mi ha chiamato ieri notte alle 3 mentre mi stavo facendo il mio frullato di valeriana. Perché? Alle 3 di notte? Perché soffro di insonnia anch'io come tutti i leader. E mi chiama e mi fa: caro Roberto. No, come Roberto? Sì, caro Matteo. Mi fa: dobbiamo far leggere la Divina Commedia a Roberto Benigni a Udine. In centro. Lei e io gli ho detto: Renzi? Ma Renzi, sì, ma Honsel, ma non puoi dirmi di farla in centro a Udine quando abbiamo le periferie, che non c'è nessuno che viene a fare cose. Dobbiamo farla in via Riccardo Di Giusto. Anche perché c'è più gente, Renzi. Certo. Ok.
E quindi questo era il punto 2? Punto 2. Era più un racconto il punto 2? Sì. E ho un sede ancora che mi spetta in centro, infatti. quello Però che- aspetta. È ancora lì. Punto 3. Oh, l'ultimo, si spera? Punto 3 non è mai l'ultimo. Mi faccia parlare, per favore. Scusi. Il classico lo facciamo entrare dopo. Punto 3. Punto 3? Ho una brutta notizia, Come ragazzi. fa a essere un punto 3 del suo programma? Vespa, ho una brutta notizia. Non è Abbiamo Vespa. fatto le analisi delle urine a Benigni. Abbiamo chi? Abbiamo chi? Io e Roberto abbiamo fatto le analisi delle urine a Benigni. Avete fatto l'analisi a Benigni? Cioè, ma Roberto come, scusi? gentilmente urinava di fronte a me e io ero inginocchiato e gli tenevo la provetta. Ma come? Coi guanti, spero. Qualche gocciolina qua l'è scappata, devo dire. Che risposta è? Signori, Signori, è venuto fuori una cosa grave. E cosa è venuto fuori? Roberto Benigni è dopato. ma scusi, come mai? Mi faccio- ma secondo te come fa a ricordarsi tutta la Divina Commedia a memoria? È venuto fuori che è dopato, signori miei. Ho capito, ma allora Prende facciamo il così. doping. Ma lei ha detto a questo punto 3 punti, ha detto, che però non hanno alcun significato a livello di insegnamento, di consiglio per le persone. Mi faccia parlare, per favore. Chiudo col discorso finale, fondamentale, che sì. tutti quelli di Via Riccardo devono farci entrare tin 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 nella testolina. Sì, sì, Soprattutto Federico Filauri qui presente. Allora, Renzi, dobbiamo essere brevi. Facciamo così. Discorso finale brevissimo. Diciamo no, signori! Signori, diciamo no. A no! cosa? Alla droga! Oh, diciamo no a qualcos'altro. dai. Signori, per cambiare l'Italia bisogna fare e diciamo di no A al cosa? sesso Come? e a mangiare. No, a tutto. Diciamo Ma, di diciamo no. di sì a qualcosa. Diciamo di sì come a diciamo qualcosa. di sì? Ma tutto- non può essere tutto no, deve esserci un sì. Sì a cosa? Signori, diciamo sì al no. Come? Ma che... Diciamo sì al no, signori, per cambiare le cose. Vi lascio, finisco con un motto. Ok, Una filastrocca. Che una voglio che ve lo filastrocca. sognate. Tin 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 stasera nella testa, lo dovete ripetere. Tin tin tin. Signori, sì 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 al signor no, Cos'è? ma al signor no io voto sì. Ma come? Lei È fa così che filastrocca- l'Italia cambia, signori. Grazie. Vi aspetto alle Ringraziamo- prossime elezioni. Perché? Ringraziamo l'ex premier Matteo Renzi. A tra poco Chiastrons Chiastrons Live Live Show. Show.